Amici, siamo alla festa dello sport del Virtus TG, tanti piccoli campioni in erba e l'umorismo delle Bronze Querte. Buon divertimento! Buonasera a tutti quanti, a quei da trio e a quei davanti! Allora Presidente, ci spieghi come mai questa serata? Diciamo che questa è una serata alla festa di tutti quanti gli atleti che si trovano assieme, sono ben 13 squadre di calcio e oltre 220 giocatori, e quindi penso che sia la prima volta che ci troviamo tutti quanti assieme. Ma cosa ci fanno le bronze in cucina? Ah beh, guarda, ti cosa ora è cucinare, cosa che voi bronze, senza bronze non si cucina niente. Guarda qua che brasoetta che abbiamo da cucinare. Io direi una bella gallinella. Anche se non padovana. Ma grazie, che bel complimento. Perché parlare di galline adesso non sei... Esatto. Proprio. Quale sarà il menù della serata? Capisci, questa roba buona, questa roba a casa. Possiamo sospendere un attimo la puntata che non mi incocono. Intanto sport, i giovani che fanno sport qui a Villafranca. Quando Remigio si riferisce a giovani che fanno sport, naturalmente No, non comprendono, no, non comprendono le bronze, perché No, poveracci, no. loro sono gli under 80. Sta a dire così, perché guarda che noi abbiamo fatto tantissimo sport e ancora oggi ci teniamo in forma, come puoi vedere. E mi sa tutta quanta roba qua, io spostevo altri che dopo mi viene l'ernia al discolo. Non pesa niente, cosa ne sarà mai ne pesa? Perché come pensavo così tanto? Perché non te che è fisico. No, altri potremmo dire di essere stati anche dei campioni sportivi. Sì, Cosa? sì, campioni di vecchia, di briscola e di 3-7. E dopo che si è chiamato sport moderno, che è il cricket. Cricket! È il cricket, non è cricket. No. Circa una quindicina d'anni fa sono venuti a una festa dello sport perché siamo arrivati alla 27esima edizione anche della festa dello sport. Una quindicina d'anni fa hanno partecipato anche alle Bronze Querte alla festa. Pensa a te che loro mi dicono sempre che sono così giovani, 15 anni fa già c'erano, complimenti. Dietro ci sono le bronze che si stanno preparando, però non so se faranno lo spettacolo più tardi perché mi sa che si sono ammazzati. Comunque tutto bene? Parliamo di questo programma che sta avendo molto successo. Come si trova Gloria Zanini in mezzo a questi due simpaticoni? In mezzo... No, scherzi a parte, molto bene, anche se mi hanno promesso uno studio megalatico, in realtà siamo ancora in mezzo a una strada. Perché non è possibile? Perché qua invece di migliorare si peggiora ogni sera di più, un giorno di più. No, invece se dovessi contribuire alla buona riuscita del programma. Per esempio qua siamo su un marciapiede, siamo su una strada, fate da fare, fa qualcosa. Fate la cacca sul marciapiede, sono che fate. Non so, organizzati. Dobbiamo pagare l'ICE, pellincoli, Impestato, tutto che abbiamo pagato. Figurati. Le bronze mi piacciono anche perché buttano lì battute di vita quotidiana. Tra le risate arriva sempre il messaggio giusto. Uno scienziato russo, studioso dei rimedi contro la depressione, che ha scoperto un nuovo sistema molto efficace per tutti quei affetti da sta grave malattia. Siete in crisi? Pensi tu al suicidio? Come fa, insomma? No, Ciapa, Bahia e Picon, scavate una bella fossa fonda al manco 2 metri e dopo 10 ore che te si sotto con fa un negro forse a scavare per terra, sicuramente te passa la voglia di morire. Sono molto simpatici e allegri e sono molto bravi. Però parliamo di cose serie. Sì. Anche se non mi dà fuori Li ho già visti e poi li vedo in TV qualche volta. Carina la sigla e anche colorato, carino, simpatici, sì. Dico, 35 ore hanno altri veneti. Cose morti avevo da finire. Come trovi con loro anche Gloria Zanin? Gloria. Abbiamo un feeling. Gloria Zanin è molto brava, molto simpatica. Spero riesca a motivare tanti ragazzi ad aderire allo sport, perché credo che fare sport significhi anche mantenere in attività il fisico, quindi mantenere un fisico giovane. Beh, a me piace sia da dietro che da davanti. A te dici sì. Quando l'abbiamo scoperta, lei si è aperta come un bocciuolo. Come è avvenuta questa scelta? C'è stato un amore a prima vista. Hai ragione, ma hai dove ragione. te che cantassi? Dai, colpami lei. Scusa, ma a sbagliare.
Stasera presento la serata della puntata da sola. Questo è Roberto e questo è Remigio, sono anche più belli di loro. Mi sembra che abbiano anche la zucca più piena e buonanotte al secchio, come diciamo sempre noi. Siamo trovai a una manifestazione e noi stavamo preparando il programma, che avevamo chiesto Viento e ha detto sì. Volentieri, felicissima. Abbiamo deciso il come, il quando e il perché, sempre seduti a tavola a bere e a mangiare. Infatti questa trasmissione mi è costata 5-6 kg in più, però fa niente. Alla fine mi pagheranno un weekend lungo ad Abano a farmi le terme. Ti farò una laposuzione. Io ho visto che le belle donne non mancano nel vostro programma, sono venute varie miss. Da gennaio parte il concorso di Miss Televeneto, Miss Frego e Venete. Adesso comincia il casting delle ragazze e da gennaio poi sarà la ragazza della settimana, Miss Frego della settimana, poi Miss Frego del mese fino ad arrivare a... State tranquille, se verrete sarete trattate bene, vi proteggerò io, non vi preoccupate. T'ho visto da alla finestra, ti ridevi come una festa, brutta bestia, nato d'un can, non so mica un poco di pan. Magnago, bevugo, vago a casa, batto i todi, arma femmina e buonanotte al seccio. Pubblico le grandi occasioni qui al TG per la festa dello sport. Adesso, dopo il divertimento assicurato delle bronze, c'è la lotteria e poi si va tutti a mangiare i manicaretti preparati dalle mamme dei giocatori. Gnam gnam!